Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il TG del mattino di Chioggia Azzurra di oggi, mercoledì 26 marzo. Ieri la Capitaneria di Porto di Chioggia è stata subissata da innumerevoli segnalazioni che indicavano la presenza di un film di idrocarburi sulle acque dell'area sud della Laguna Veneta. Il capo compartimento marittimo ha dichiarato l'emergenza locale e fin dalle prime luci dell'alba sono iniziate le operazioni al fine di individuare da quale natante sia partita la perdita. Lungo tutta la giornata di ieri i militari hanno ispezionato le navi ormeggiate sia nell'area portuale di Val d'Ario sia in quella dei Saloni, oltre alle imbarcazioni distribuite lungo i canali, prendendo anche campioni delle acque dove il fenomeno sembrava essere più esteso. Attorno a una vongolara che si trova semisommersa sull'area prospiciente e l'area portuale di Val d'Ario sono state posizionate e in via precauzionale panne assorbenti con l'aiuto del battello delle guardie ai fuochi di Venezia. Sembrerebbe che la perdita si sia esaurita, ma le indagini e il monitoraggio dell'area a ieri sera erano ancora in corso, sia per eventualmente accertare la provenienza e quindi la responsabilità, ma anche per capire l'entità effettiva dell'inquinamento prodotto che ha interessato un'ampia area della Laguna Veneta antistante Chioggia. Una decina di giorni fa un importante sversamento accidentale è avvenuto invece a Venezia, a Porto Marghera, dove sono stati sversati nel bacino portuale circa 1500 litri di carburante fuel oil. Anche in questo caso sono intervenute subito le guardie ai fuochi a posizionare le panne assorbenti. In quell'occasione il responsabile è stato subito individuato e si è riconosciuto il caso fortuito, a Chioggia non ancora. Nel frattempo si cominciano già a vedere i primi effetti sul delicato habitat lagunare, sul piumaggio degli uccelli che si tuffano in laguna per procurarsi il cibo. Le piume intrise di carburante difficilmente riusciranno a riportare in volo queste creature che ora sembra abbiano bisogno d'aiuto. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio, in questi giorni appunto come vi ho detto farete il vostro affare migliore, l'Emilia una notte in Viale Mediterraneo, vi aspetto. Il Veneto diventa la prima regione in Italia a dotarsi di una rete integrata di telecamere intelligenti per il controllo delle targhe su strade e autostrade. Firmato a Palazzo Balbi tra il presidente della regione Luca Zaia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, Veneto Strade e CAV, prevede l'installazione di 58 nuovi portali elettronici, 42 su viabilità ordinaria e 16 su tratte autostradali, in grado di riconoscere automaticamente veicoli rubati o non in regola con assicurazione e revisione. L'obiettivo è arrivare a 350 dispositivi attivi su tutto il territorio. I fondi, pari a 3 milioni di euro, provengono dal Fondo Unico di Giustizia, alimentato dai beni confiscati alla criminalità. Con i soldi della criminalità contrastiamo la criminalità, ha commentato Piantedosi. I dati raccolti dai portali saranno inviati in tempo reale al centro informatico della Polizia di Stato di Napoli, da cui partiranno le segnalazioni alle forze dell'ordine. Zaia ha sottolineato l'importanza del sistema anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Avremo milioni di visitatori. Questi occhi intelligenti garantiranno sorveglianza continua nei punti più critici del territorio. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Siamo con Lidia Gurian al Tempietto di San Martino a Chioggia per una mostra che ha molto di particolare, a cominciare dal nome. Träumen.
È una mostra molto particolare, molto provocatoria. Un po', sì. Esatto. Vuoi raccontarmi di te? Tu non sei autodidatta, tu hai studiato per fare fotografia, per cui questo fa parte di un tuo percorso didattico, insomma. Sì, non ho fatto una scuola fotografica, ho fatto più una scuola artistica, nel senso sono partita da selvatico e facendo oreficeria, poi sono passata allo UAV facendo arti multimediali. In quel periodo mi sono avvicinata appunto alla fotografia e da lì ho fatto poi dei corsi con fotografia professionale, che è una scuola di Reggio Emilia, però erano corsi online, che però tutto il resto diciamo che ho fatto principalmente un po' da sola, più autodidatta. La post-produzione l'ho fatta di più con la scuola che vi dicevo appunto di fotografia professionale, ma la fotografia, proprio la parte prima, l'ho fatta un po' da sola, ecco. Diciamo che hai imparato tutto l'utilizzo di obiettivi, filtri, quello l'hai imparato da sola, e dopo il post-produzione ti è servito lo studio. Esatto. Tu non sei di Chioggia, sei di Bagnoli di Sopra. Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Cosa ti ha portato a Chioggia? È stato per puro caso, nel senso che conoscevo già il Tempietto di San Martino e ho avuto l'occasione di conoscere appunto degli artisti, e lì tra una conoscenza e l'altra ho avuto l'occasione di poter esporre qui, ecco. Cosa vuoi dire con la tua arte? Oddio, che domanda molto interessante. Diciamo che mi piace, cioè la fotografia per me è un modo per esprimere, specialmente in questo caso, la mia elaborazione dei miei dolori, ecco. Mi piacerebbe che attraverso la mia fotografia anche le altre persone si riescano a vedere, ecco, se fosse possibile, ecco, se riuscissero appunto a vedersi. L'elaborazione dei tuoi dolori è un significato molto profondo, molto pieno. E sei così giovane, è sorprendente, insomma. Io credo che ognuno di noi si porti a qualsiasi età un bel bagaglio emotivo, ed è giusto, credo, accoglierlo in primis, accettarlo, e nell'accettazione c'è tutto il discorso di dover affrontarlo, no? E non sempre riusciamo ad accettarlo, però almeno comprendere che esista è bene, che così riusciamo anche poi noi stessi ad affrontare forse anche meglio determinate situazioni. La tua mostra resterà aperta fino a? Il 30 marzo, che è fino a questa domenica. Perfetto, con l'orario? Da oggi, che è appunto martedì dalle 4 alle 7, fino a venerdì dalle 4 alle 7, sabato invece dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 4 alle 7 e poi la domenica dalle 4 alle 7. Per cui diciamo, per chi volesse venire a vedere questa mostra, che è molto interessante, introspettiva, particolare, inusuale per Chioggia, perché non mi risulta di aver mai visto niente di simile, per cui anche l'originalità fa la sua parte. Grazie. Invitiamo tutti a venirti a trovare. Grazie di cuore. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. L'Amerigo Vespucci sarà a Venezia, ormeggiata a Riva San Biagio a Castello dal 27 al 31 marzo. Per accoglierla il comune si sta preparando e ha organizzato un grande benvenuto dall'acqua per la nave scuola più famosa della Marina Militare Italiana. Sono state chiamate a raccolta le associazioni remiere, gli appassionati di voga, i gruppi sportivi, le varie associazioni di vela, i circoli velici e chiunque ami il mare per dare alla Vespucci il saluto più caloroso e coinvolgente
efficiente di cui la città è capace. Nei giorni scorsi è stato presentato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro il programma presso il Circolo della Vela Mestre, Polo Nautico San Giuliano. Con Brugnaro erano presenti il comandante dell'Istituto di Studi Militari Marittimi e del Presidio Militare di Venezia, contrammiraglio Domenico Guglielmi, il consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto e il direttore operativo di vela Fabrizio Doria. Sarà la Serenissima, l'imbarcazione storica veneziana, a capitanare il corteo che partirà alle 10:30 da Punta della Dogana. Il corteo giungerà in riva a San Biagio in circa mezz'ora, verso le 11, dove porterà il saluto alla Vespucci. Apriranno l'evento l'inno nazionale e l'inno della Serenissima, a cui seguirà l'omaggio dell'Alzaremi. Il saluto si concluderà con una cascata d'acqua lanciata da un rimorchiatore. Il viaggio compiuto dalla Vespucci attorno ai 5 continenti è stato una missione diplomatica e culturale che ha promosso l'immagine dell'Italia all'estero. La sosta a Venezia non farà altro che rafforzare il legame che unisce la Marina Militare alla città, ha raccontato il contrammiraglio Guglielmi. Per il sindaco Brugnaro è un privilegio per Venezia avere la Vespucci all'ormeggio, come un onore poterla salutare dall'acqua con la storica Serenissima. Ha approfittato per ringraziare fin da subito tutti coloro che parteciperanno, per rendere ancora più festoso il saluto allo storico veliero. Il consigliere alle tradizioni Giovanni Giusto ha ribadito che si tratterà di un momento emozionante e ricco d'orgoglio. L'arrivo alla Vespucci avvicina di un passo al Salone Nautico di Venezia, ricorda Doria, che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno prossimo all'Arsenale, dove la Marina Militare metterà a disposizione i propri spazi. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 26 marzo, è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Lasciate un like e continuate a seguirci. Ciao a tutti.